storica rappresentata dagli abiti delle donne di Neoneli, ma vedremo il gruppo di Busacchi. Ecco, siamo entrati nel Barigado, siamo in piena Sardegna centrale, il clima che lo caratterizza, un clima soleggiato ma non arido, e qui vi troviamo molte foreste di sughero e di quercia, oltre che ampie distese di macchia mediterranea. Dicevamo le donne di Busacchi, un centro che conserva gelosamente le proprie tradizioni popolari, molte donne che quotidianamente indossano l'abbigliamento tradizionale, e sono tre le tipologie, anche in questo caso il matrimonio, il festivo e l'abito da lutto, ciascuno con proprie caratteristiche distintive. Straordinaria è comunque la lunga gonna nera o rossa a fitte pieghe verticali arricchite da nastri e merletti. Questo è l'abbigliamento di Busacchi, e verrà chiuso questo gruppo. Il programma prevede, prima di entrare nel Sarcidano, di ascoltare un'altra delle basi musicali di questa lunga processione, che saranno i Sulitus della scuola di Mario Egiana di Quartucciu, che avremo modo di sentire, che mi pare già di in qualche modo di essere preannunciati come sottofondo musicale. Dopodiché vedremo un po' di alternarci ancora con la piazzetta, dove Giacomo Serrelli vedo che è in compagnia di un